hanno anche 2 o 3 palle buone e non siamo riusciti a concretizzarle. Due risultati utili positivi consecutivi, sarebbe stato meglio una vittoria oggi o 3 giorni fa. Dobbiamo trovare quella, come posso dire, non dico neanche serenità, sarebbe un po' un controsenso, che ci permetta di sfruttare le nostre qualità, non di fare degli errori grossolani, perché in quello squarcio di primo tempo, se non ci fosse stato quell'errore, probabilmente ormai era finita, chiamato il tempo di recupero, saremmo andati alle cose con un risultato diverso. Sì, abbiamo rosicchiato un punto alla Cittadella e alla Regina, è evidente. Però non mi piace vendere fumo, Stefano. Cioè, se l'andamento della squadra è stato questo fino adesso, non possiamo pensare di poter inanellare 3-4 vittorie di fila. Il fatto che comunque ci sia questo spirito e questa voglia di acciuffare l'avversità, di porre rimedio all'avversità, deve essere quello che ci permetta con ottimismo di andare a Varese e giocarsi la partita. Avete giocato meglio dopo l'1-1, perché anche fino all'1-1 avete fatto fatica fino al momento del pareggio. Dopo l'1-1 avete legittimato il pareggio, si poteva anche vincere. Sì, ma sai, io penso che sia una conseguenza della situazione. Quando le cose ti girano male, è facile parlare e dire ragazzi ci vuole entusiasmo o cosa, però quando vedi che la ruota continua a girare sempre nello stesso senso, dalla stessa parte, mi è piaciuta comunque la voglia di arrivare al pareggio, la voglia di provare a vincere la partita, perché abbiamo avuto 2 o 3 palle gol dopo, però non entra, facciamo fatica, ma non è un discorso di attaccanti, per cui io spero che questi 2 risultati positivi, riacciuffando una gara che 3 giorni fa eravamo già sottoterra. Oggi sarà messa, il primo pensiero è quello di andare a dire no madonna anche oggi, invece no, scusate. Nel primo tempo abbiamo toccato delle corde probabilmente giuste, l'abbiamo rimessa in sesto e per poco direi, non abbiamo portato a casa quello che volevamo. Dire ancora una cosa, poi sono le scelte di formazione, non per carità, forse non poi si può dire tutto, ma da riproporre a Musacci dopo tanto tempo come Iori, non c'era contro un centrocampo a 5, loro dinamicamente erano molto più veloci, più vivaci nel primo tempo, diciamo, e l'altra cosa che ti chiedo è, tu sei convinto che Rocchi in questo momento serva solo un nuovo così, oppure perché sono 2 partite che lo lasci fuori di fatto? E perché lo vedi scarico, lo vedi, lo preferisci, tutto il fatto per vantaggio, pensi che uno come Rocchi, che era venuto qui con grandi motivazioni, sia in questo momento un giocatore da tenere, da centenaria più famoso? No, a me sono piaciuti i 3 attaccanti di 3 giorni fa, per cui ho voluto riproporli. Dando anche una certa continuità. Tommaso non è stato accantonato o abbandonato, Tommaso ci sarà molto utile, magari già nella partita di sabato a Varese. Il fatto di Musacci mi permetteva di avere un certo equilibrio maggiore, Buffa non ce l'avevo, la scelta era o tra lui o tra Moretti. Per cui ho preferito Musacci, che ha delle caratteristiche diverse da un centrocampista che ha i tempi di inserimento, ma l'ha interpretato bene, a me è piaciuto il ragazzo oggi, mi ha dato equilibrio, mi ha dato una mano in fase di un possesso, ha avuto anche un paio di occasioni, è andato al tiro, ha messo 2 belle palle, mi è piaciuto. La risposta di Musacci oggi mi è piaciuta molto, si è fatto trovare pronto dopo 4-5 gare che non utilizzavo e io penso che lo spirito debba essere questo. Musacci si è fatto trovare pronto, forse al contrario di qualcun altro, e io ho bisogno di tutti.
Se qualcuno si incazza perché sta fuori non ha capito che stiamo nel calcio dentro. Non so quando si è visto quando è entrato Moretti e ha perso 2 o 3 palloni. Io di nomi non ne faccio, perché chi ha orecchio per intendere, intenda. E a destra soprattutto si è andati bene dopo il secondo tempo, soprattutto sulla corsia di destra. Sì, Ceccarelli in prova. Ceccarelli ha fatto, direi, una buonissima gara contro un avversario anche molto difficile di Gaudio, un peperino mica da ridere, è veloce, ma è anche potente, forte quando ti punta, però sì, si è preoccupato sia della fase difensiva, ma si è proposto anche in maniera direi anche continua, soprattutto nel secondo tempo. Verso la fine avete perso 2 o 3 palli in uscita che hanno messo non dobbiamo perdere. difficoltà. Non dobbiamo perdere. Quella è la gestione della gara, ma quella è come posso dire, l'attenzione di capire il momento. No? Non possiamo perdere certe palle elementari, perché altrimenti giochiamo a ping pong. E quindi mi serve per dosare l'energia, mi serve per far salire la squadra, mi serve per tante cose. Quindi anche gli stop o cosa. Dobbiamo eliminare queste piccole sfumature Perché avete ridato coraggio al Carpi che era in difficoltà in quel momento là, era abbastanza in difficoltà il Carpi. Salve, sono così che dello sport, un po' ci conosciamo. No, io vi chiedo una cosa. Mi dispiace rivangare quell'episodio, ma probabilmente dopo l'episodio di Latino, lei ha ripreso gli allenamenti. Un allenatore, una persona come lei, un professionista che gioca in Serie A anche ad alto livello, che cosa dice alla squadra? Perché quello lì sembrava l'episodio culmine di una stagione maledetta. Sì, ma non lo è stato. È finito tutto. Lei si riferisce al gesto della maglietta? Sì. Mi sembra che proprio il suo giornale mi abbia messo in bocca delle cose che io non ho mai detto. Quindi si è cercato di strumentalizzare, ma in maniera molto amplificata, una richiesta da parte del nostro. Io non ho mai detto di buttare le maglie, non ho mai obbligato i miei calciatori a farlo, però è uscito questo. Quindi io ho la registrazione, ce l'ho sia su DVD che scritta, la radio ha detto anche c'è una registrazione, benissimo, ma ascoltatela poi, perché nella registrazione per cui no, non lo so, nella trasmissione del non lo so che radio fosse, No, comunque poco importa, ma io ho cercato di dare un peso specifico, no? Cercando di analizzare tutta la situazione. Sinceramente non mi vergogno di dirlo adesso, ma noi ci dovevamo solo vergognare quella partita lì. Abbiamo fatto una gara indecorosa, per cui i nostri tifosi hanno chiesto di gettare una maglietta per terra. Io molte volte la vedo gettare sopra il cancello, quando si vince una partita si gioisce, e ci hanno chiesto di metterla a terra. E lì mi fermo. è stata uguale alla roba del genere. Ma la partita era finita, cioè, a Genova l'hanno interrotta, non l'hanno sospesa, assolutamente no. Chi ha voluto paragonarla, ecco, ma vuol dire che non sei neanche informato. Non voglio fare l'aziendalista, non so quello che ha detto, come ha scritto il mio collega. Io le chiedo a lei, ha detto, ci dobbiamo vergognare, il gesto della maglietta, l'ennesima sconfitta, ecco, le chiedo a lei, quando ha ripreso gli allenamenti avrà dovuto dire qualcosa, cioè scuotere la squadra, passare un segnale, insomma. Sì, ma già quello era uno scossone, perché non è usuale che i nostri tifosi ci chiedano di gettare la maglia a terra o di depositarla a terra, per cui già quello io penso che fosse toccato a me da calciatore mi avrebbe particolarmente colpito, per cui più di tanto non penso che si dovesse andare a intaccare delle corde. Sta di fatto che hanno aperto anche un fascicolo di cui giovedì dovrò andare a deporre. Ma è Roma? Ma non lo so dove ancora. Solo ma Non lo so, a me è stato comunicato a me. vabbè, senti una cosa, vabbè, il secondo pareggio tuo, dico per la prima volta dopo una vita che non puoi risultare consecutivo. C'è Varese, poi c'è Sciara,
inutile Stefano, so già dove vuoi arrivare. No. Se io potessi scegliere farei 6 punti, tu cosa faresti? È quello che ti ho detto prima, proprio il fatto di aver dato continuità di risultati positivi. Chiaramente avrei preferito almeno uno diverso, è quello che lo considero un quarto di bicchiere, neanche mezzo, un quarto di bicchiere, ed è da lì noi che dovremo andare a Varese e cercare di fare punti. Alvici, che è uscito infortunato, cosa si fa? Non so, non ho avuto tempo di chiedere, penso una botta. Ho la camera squalificata, faremo un po' di